Peppe, io volevo una sua opinione, Mi ma cosa dicevi, ne pensa di tutti questi secchi d'acqua in testa che signor si questo, buttano su signor questo, Facebook? questo è nata sciamità, signor. Chi l'avesse messo le country, chi ne pisciato, deve essere me l'atto in capo. Sta gente in perdo, si mette i country in capo, si sbagano. Pure, come si chiama, quello governo, là, quello, Renzo. Renzo, chi si è Sì, cresciuto mo che si sbavattia le piccine là, che si mette i tacca sotto per parecchio abito. Signor Will, siamo andati così, c'è l'acqua in capo. Ti metti sconto, tu sei un uomo serio, e c'è poco quando ti spago l'acqua fredda in capo, ti spago. Ah, fanculo a te, che si stronzi e merda. Zio Peppe, allora non ve lo volete solo buttare un secchio d'acqua in testa voi? Io, signore, io si va a essere buono per ponersi in un'altra maniera, per ponersi a buccia. E non lo dico perché mi metto sconto nei potessi. Da Taurino, già da Taurino, sono parlarmi di cose più Zio Peppe, serie. però almeno nominate 3 persone che si devono buttare il secchio d'acqua in testa. Io adesso sapete che io adesso dico Papa, che si mette da capo, veramente. E tu dico Papa, allora chi è proprio scemo proprio questo cristiano. Che io adesso dico Papa che sotto cadra in capo. Figurati un un po'. catetere magari. Vorrei studiare al presidente napolitano, perché sotto un ciccio d'acqua in capo. E sapete quando era stato facesse al lato Montantiotto? Il terzo personaggio, zio Peppe, che nominate? Io sapete quello che ricette Berlusconi, che ricette che era inchiavabile, la Merkel, che è la tedesca, là, che lo livello di sua testa, che fa morire, è meglio una carne che essa, mi dovete credere, che la pressione, perché quello sa buono in calore, sulla tradizionale, sulle studici, perché da festa, proprio.